Che palle, parto o rimango? In questo posto di merda non c'è niente. Uno di 25 anni che vuole studiare, costretto a partire, a spenderci un sacco di soldi. Perché qui non ti offrono un benemerito. Cavolo, non è che chieda molto, un corso di montaggio cinematografico. E qua ci sono solo 2 corsi che costano un casino e ti insegnano poco. Se ti va bene la finisci a fare l'operatore freelance per un emittente locale, che ti manda in qualche paesino a riprendere chissà quale sagra. Ok, schifo non mi farebbe schifo, ma voglio fare il montatore, non filmare sagre. Basta, parto subito. Vado a vivere da solo, posso studiare quello che mi piace, poi Roma è piena di gente, là non conosco nessuno. Non come in questo buco che appena ti giri di quelli che vedi, ne conosci 2 su 4. E gli altri 2 che non conosci sono amici di amici di amici, che conoscerai quest'estate al Corto Maltese. Che figo, poi lì c'è la metro, non queste camere a gas che abbiamo noi. Prendere il PQ verso le 10 dell'8 agosto è come essere sepolto vivo con una quarantina di cadaveri. Lì invece la metro passa ogni 5 minuti. Se ne arriva una piena prendi la successiva. E se è piena anche quella ne aspetti un'altra. Tanto, hai perso solo 10 minuti. Non come qui che se perdi il pullman ti conviene andare a piedi, che tanto fai prima. E quindi accetti la tomba con 40 cadaveri, piuttosto che farti Piazza Matteotti Marina Piccola a piedi sotto il sole. Parto subito, stasera prenoto un biglietto per Roma solo andate. Trovo un lavoretto per mantenermi e tra 2 mesi inizio il corso alla scuola di cinema. Sempre che mi prendano. Certo che mi prendono. Sono sardo io, abbiamo le palle quadrate noi. Arrivo al colloquio, mi presento e solo al nome mi fermano e mi dicono: ma lei è sardo? Ed io: perché si sente? E loro: sì, è per questo lei ha ammesso. Cioè sono sardo io, come Berlinguer, Lussu, Gramsci e Zola. Cioè Gianfranco Zola, non lo so io, al volo mi prendono. E chissà come sarà la vita notturna di Roma. Feste, concerti, discoteche, locali, teatro, cinema. Mica come qua, che c'è un concerto ogni morte di Papa e se sei fortunato a Capodanno suona Marco Carta in piazza. E ci sono sempre i soliti 4 locali del cazzo, sempre strapieni di gente. Che poi a me la vita notturna di Cagliari piace anche. E pensandoci bene, i locali non sono neanche così pochi. Ma sono pochi quelli che vanno di moda, quindi ti ritrovi per forza di cose sempre nei soliti 2 o 3 locali. Perché tutti vanno in quelli. E anche i tuoi amici vogliono andare lì. E anche tu ci devi andare. Mentalità del cazzo. Pastore eravamo e mo pecore siamo diventati. Che emozione camminare per le vie di Castello. Però certo che baffo mi mancherà. Il mio panino con cavallo e cipolle con una bella ecnusa ghiacciata. E il poeta, gli amici, i miei fratelli. La gente, che magari prima ti guarda con diffidenza, ma appena ti conosce darebbe l'anima per aiutarti. Mamma e nonna. Mi toccherà far iscrivere nonna su Facebook. Nonna mi mancherà tutto di qua. Tanto torno per le feste. Sì, e come, avrò giusto i soldi per mangiare. Forse quando finirò il corso. Che casino, una cosa è sicura, tornerò.